bellissimo, cioè spettacolo, fantastico, veramente. Ciao bellissimi, oggi in occasione della festa della mamma, tra l'altro auguri a tutte le mamme, vi ho portato in un posto dove la festa della mamma, no aspetta scherzavo, non c'entra niente, però vi ho portati a Stolvizza, c'è una bellissima escursione che oggi scopriamo insieme. Per raggiungere il sentiero è molto semplice, basta proseguire dritto sulla strada principale, accostare al bar all'arrivo e poi si raggiunge dritti all'inizio del sentiero che si chiama Talipapot. Mi scusi, sa che cosa significa Talipapot? Talipapot in resiano sarebbe il bel sentiero, la bella strada. Ah, e più o meno quanto è lungo il percorso? Ci sono due percorsi, quello più corto a quei 5-6 km e quello più lungo 10-11. Ho capito, grazie mille. Ovviamente noi facciamo quello più lungo e ho anche preso dei panini. Tac, partenza. Qua dice percorso lungo 2 ore e 45, sono le 10:30. Misuriamolo. Mi ero portato anche felpa e giacca perché non sapevo che temperatura avrei trovato, ma si sta da Dio. Finalmente è uscito il sole. Poi abbiamo una giornata fantastica oggi. Siamo strafortunati. In meno di 5 minuti abbiamo raggiunto una bellissima cascata, proprio all'inizio del sentiero. Bene, ho dedicato esattamente 10 minuti alla cascata, quindi alla fine dovremo toglierli dal totale per calcolare il tempo di percorrenza del percorso. Il percorso è segnalato ed è molto facile da seguire. E ho pensato una cosa, io ho trovato la cascata in ombra e quindi se volete vedere la cascata sotto la luce del sole probabilmente è meglio venire nel pomeriggio o comunque verso ora di pranzo. Se venite qua verso ora di pranzo avete anche un posticino per mangiare. Se non è pranzo può essere uno spuntino. Ho raggiunto un'abitazione in mezzo al sentiero. C'è un'apertura che ci mostra le montagne e dei cartelli che danno qualche informazione. Proviamo a vedere. Siamo appena a un quarto del percorso. E qua dice che questa via, il Talipapot, questo sentiero, una volta era la principale via di comunicazione della Val Resia e quella che vediamo invece è un'antica casa resiana che è stata ristrutturata nel 2011 e adesso è un centro didattico naturalistico. Figata! Prima di dimenticarmi, volevo raccontarvi una novità. Ho finalmente deciso di creare una mia pagina Patreon, che per chi non lo conoscesse è un sito nel quale ci si può abbonare sostanzialmente a me, in questo caso, supportandomi con un piccolo, supporto economico mensile, che può essere di 3 euro o di più, a seconda di quello che volete voi. Questo ovviamente io non mi aspetto assolutamente nulla, però sarebbe assolutamente molto gradito, quindi sappiate che vi vorrò un sacco bene
a tutti quelli che vorranno supportarmi in questo modo, così da poter continuare con le nostre avventure e magari fare cose sempre più complesse, anche magari appunto senza il timore di dover spendere il soldino in più per andare in qualche luogo. Lascio ovviamente il link a Patreon nella descrizione del video e metto anche il sito, un altro link che si chiama direct.it credo, che invece porta a tutti i miei social, un'altra cosa che mi sono divertito a creare. Così se non l'avete ancora fatto potete seguirmi su Instagram, Facebook, TikTok, dappertutto, insomma, dappertutto. Nel frattempo guardate com'è cambiato il paesaggio. Qua rientriamo nel bosco e qua, raggiungendo l'asfalto, arriviamo esattamente nel punto in cui i due sentieri si separano. Quindi per proseguire col percorso lungo giriamo a destra, per quello corto a sinistra. 2 ore. È mezzogiorno, sono stato 1 ora e mezza ad arrivare qua, non 45 minuti. Questo per farvi capire quanto tempo perdo a fare foto e video. Non importa, lo facciamo lo stesso. A questo punto del percorso, in realtà, per chi è affamato, assetato o deve andare in bagno, c'è anche un piccolo bar. Si attraversa quello che direi essere il torrente Resia, così a istinto. E poi si rientra verso il bosco. Ecco, adesso invece in 2 minuti ne abbiamo fatti 15. Ma chi li capisce sti cartelli è bravo. A meno che non abbiano calcolato i 15 minuti di pausetta al bar, allora avrebbe senso. Bellissimo, cioè spettacolo, fantastico, veramente. Guardate che carino, hanno fatto anche il sentierino delimitato coi sassi. Strabello questo sentiero, semplice ma veramente veramente tenuto bene. Chissà se qualcuno frequenta ancora questo posticino, magari non ci abita ma magari ci vengono in certi periodi dell'anno. Bene, e dopo un'ultima salita, in realtà anche l'unica del percorso, l'unica salita che merita di essere chiamata salita, vedo Stolvizza. Siamo arrivati quasi, ma non prima di un'ultima veduta su queste fantastiche montagne innevate. Guardate che bello! Con quelle nuvolette dietro! Bellissimo. Tra l'altro qui da qualche parte dovrebbe esserci il museo dell'Arrotino. Non so se adesso è chiuso. Probabilmente anche sì, dato che è l'1:30. L'1:30, siamo partiti alle 10:30, vuol dire che siamo stati esattamente 3 ore. Il percorso diceva 2:45, togliendo i 10 minuti della cascata e considerando che mi sono fermato una miriade di volte a fare foto e video, direi che ci sta. E se non ricordo male, oltre al museo dell'Arrotino
dovrebbe esserci proprio qua vicino alla chiesa, esatto, adesso è chiuso, un museo della gente della Valresia. Poi per tornare alla macchina è un attimo, basta seguire la strada principale. E detto questo, in realtà è tutto. Abbiamo finito anche questa escursione, sono contento che abbiate seguito il video fino a questo punto. Vi mando un fortissimo abbraccio e ci vediamo domenica prossima. Ciao bellissimi!